signori, in diretta da Map Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, applausi. E allora, oggi è una giornata speciale, oggi è una giornata importante perché è il compleanno di Io Compro Siciliano. Un anno, io farei l'applauso da parte della... Auguri. Lo festeggeremo come giusto che sia perché è una serata ricca di tanti ospiti e naturalmente salutiamo chi ci segue in diretta su tutte le piattaforme Sicily on Air, Io Compro Siciliano, in Mondovisione. Stasera ci colleghiamo da New York alla Moldavia perché c'è un'altra grande collaborazione che partirà proprio con quella parte di pianeta. Detto ciò, presento subito e saluto il pubblico che ci segue da casa perché poi noi il venerdì sera, chi ci sta seguendo magari il venerdì sera sul canale 18 TVM oppure la domenica, lo so che lo sa, i nostri ospiti già cominciano a parlicchiare dietro le quinte, anzi fronte palco, la domenica sera Teleionica ore 22 R8 285, il lunedì Teleoccidente canale 73 e altri canali stanno arrivando, insomma comunque andiamo dovunque. Posso? Espertino, lo sa che lei adesso tra poco toccherà anche a lei, ma intanto dietro le quinte ci dovrebbe essere anche lui, colui che mi accompagna, c'è che pallido, mamma mia, Vincenzo Biondo, Stacchetto, vada, benvenuto, come sta? Vada, lei arriva tipo ginnico, tipo sport, bello carico, vuole salutare subito qualcuno visto che lei... però non è che cominciamo subito bello, con noi. ci sta. E lei ogni settimana saluta qualcuno mi ha abbassato il microfono, sempre le solite... Io lo so chi è stato, però diciamo... Senta, vuole salutare subito sì. qualcuno perché siamo in Mondovisione. Allora sì, assolutamente ci tengo i miei vicini, i miei amici di condominio, perché è fondamentale sottolineare di condominio. Perché? La seguono perché, tutti? siccome però non si può uscire questa cosa, abbiamo fatto amicizia, quindi siamo diventati amichevoli. Saluto da qui. Lei adesso fa anche le battute? Anche mio figlio Alessio quello sa. Ecco, figlio Alessio e il cane. Lei ha un cane? Sì. Ah, veramente? Ancora per poco, diciamo, se ci fa oggi dormire la notte. Oggi è il compleanno di Io Compro Siciliano. E con tanti auguri a te. Tu oggi soltanto per questo mi hai solo chiamato. Per questo l'ho chiamato. Allora, cominciamo a chiamare i nostri ospiti perché ci sono due donne che sono ritornate perché fanno parte una fa parte della famiglia di Io Compro Siciliano, si sta preparando una donna che credo già sia dietro le quinte o sta per arrivare dietro le quinte. La vedo o non la vedo? La vedo o non la vedo? Fatemi... È la signora del mezzogiorno? È vero o non è vero? Compro Siciliano Live, Eliana Chiavetta, jingle. Buonasera, buonasera. Sono felice che lei sia tornata qui a casa nostra perché lei prendiamo anche stasera sì, però non troppo, siamo tamponati, lo ricordiamo a tutta la gente a casa, noi ci tamponiamo. Ci tamponiamo ogni volta. Ci tamponano. Non sei ho fatto una battuta un po' così. Allora, senta, lei è la donna di mezzogiorno perché ogni giorno, ricordiamo, lei va in onda... Non quanto nella Clerici o cose del genere, lo sai. Non fa cucina, però... però donna del mezzogiorno un po'. Donna del mezzogiorno perché ogni giorno... Del sud del mezzogiorno. Del sud del mezzogiorno, Io Compro Siciliano, è il tuo compleanno oggi. È il compleanno di Io Compro Siciliano però che noi condividiamo. Però tu ci sei dentro, eh? Tu ci sei dentro. Non dagli inizi, però sono felicissima di essere ormai qui a raccontare questa bellissima Io Compro Siciliano, storia. appuntamento a mezzogiorno con Eliana Chiavetta. Io Compro Siciliano live. Ci tengo. Lei ci tiene, donna tra l'altro anche impegnata in altri fronti, su più fronti. Sì. La radio, la TV. Segue il Devo Palermo, fare tutto l'elenco? devo dire che il Palermo... Ma lascia stare, parla solo di Io Compro Siciliano per ora che è meglio. Ci ha regalato una grande emozione l'ultima partita. Ma lascia me ne vado, me ne vado non perché tocchiamo questi tasti. Dai, fammi andare. Non tocchiamo questi tasti. La battuta d'espertino non fa giocare a Monopoli. No, ragazzi, qui la situazione è veramente tragica, però io sapevo che oggi avremmo parlato di tutt'altro. Vogliamo parlare della dieta. Sei tu, non faccio la battuta sul Palermo. Cioè, se tu mi dici una cosa del genere è come se io ti dicessi di parlare della tua dieta. No, io a parte dopo Pasqua dieta ancora. Biondo, che c'è? La TV ingrassa. A parte la TV già 3 chiletti, l'espertino. No, però sto bene. Guarda, sono distribuito, sto veramente bene. Stacchetto, si accomodi, prego. Dove vado? Che stacchetto è questo? Non so come devo camminare così. Sapessi. Eliana Chiavetta, si accomodi, prego. Vada nella sua posizione. Ecco.
cosa sta facendo? Ma questo non è il mood. No, lo so, anche se non ho bevuto oggi. Il mood della serata è molto club serbatevi americano. un bicchiere. Tra l'altro Come c'è l'altra già un ospite collegato, dobbiamo fare figura perché c'è un ospite nazionale, c'è una delle voci più belle. Seri. Salutiamo un'altra donna che potrebbe riservarci nella famiglia di Io Compro Siciliano delle belle sorprese. Morici, che tra l'altro è qua stasera per festeggiare Io Compro Siciliano, è vero? Posso anticipare qualcosa? Potrebbe nella family far parte anche lei, dietro le quinte la vedremo, più primavera di lei non ce n'è stasera, me lo consente anche chi è seduto dietro le quinte. Primavera. E Sara Priolo, eccola qua. Buonasera. E allora, altra donna di radio, altra donna di suoi influencer. Salute. Ma per favore, questo periodo non è il massimo, ecco, però vabbè. Scusami, però devo dire, insomma, sei sempre più presente a Io Compro Siciliano, chissà perché. Perché? No, me lo dica lei. Lei? C'è qualcosa che bolle in Mi pentola. dà della vecchia. Mi sa tanto La seconda volta, No, anche non dell'Iana, io insomma. io do del lei perché è una forma di rispetto televisivo. Chiaro. Ha capito? Va Quindi, bene, va quindi bene. lei può anche darsi che entrerà nella famiglia di Io Compro Siciliano. Sì, con molto piacere. Posso quindi... spoilerare qualcosa? Sì, lo faccio lei. No, lo faccio dopo. Va bene? Va bene. Stacchetto per Sara Grazie. Priolo. E allora, continuiamo ancora con un attore, amici che ci seguite in TV, in piattaforma, sono tanti, devo dire, sono tanti collegati stasera. Morici, avvertitevi, condividete perché sono tanti che ci stanno seguendo in ogni dove, su Io Compro Siciliano le pagine. C'è un attore che è stato protagonista in una serie di grande successo, sta andando verso il backstage, è uno dei più, devo dire, in questo momento acclamati, visto il successo di Macari, questa... cose pazzesche, signore e signori. Sergio Vespertino! Deve entrare. È tutto così? Sempre? No, ma senti. Sara, scusami. Ma no, si figuri. Capisco. No. Tu puoi... Ma io ho presentato dopo Bellissimo. un successo perché tu, insomma, sei stato... Non ce n'è caldo qua, non ce n'è. No, però dopo Macari averti qua stasera è come un'esclusiva, devo dire. C'è Sì, una subito. bella... Quando è che dicono sempre direttamente da, sai, tipo, direttamente da Macari. Era per caso. Cioè, No, però Macari è stato un gran capolavoro, insomma, è riuscito bene per la Rai, grande successo di pubblico, e tu il tuo ruolo... Maresciallo. Maresciallo, Baffi a tricheco, proprio lungo. risolvendo i casi, Sex appeal da mollusco. però devo dire, il cappello largo di Mary Poppins. però te la sei portata di lusso, Signore Maiotò. devo dire, insomma, quindi parleremo di questo e di molto altro. E molto altro ancora. Ma c'è anche la mia amica. C'è la tua Ciao, amica, Elia. ci sono tutte amiche. Devo dire, ogni settimana gli ospiti che arrivano, i grandi protagonisti, gli ambasciatori della risata, della cultura siciliana. Sergio Vespertino rappresenta un ambasciatore della risata della Sicilia. Fatemelo dire, democraticamente, diciamolo. Sono un po' Vercingitori, ignazzizzato. Sacchetto, prego, per... Ah, ma era una cosa richiesta. No. Ricomincia. Allora, a proposito di ambasciatori Ancora della non si è seduto, non puoi andare si è avanti. seduto perché non ha trovato il posto. Cara Eliana Chiavetta, cara Sara Priolo, adesso è arrivato il momento di presentare, c'è l'ultima seduta che manca, perché quella seduta, dov'è? Ci tengo. Ci teniamo. Ci tengo. Ha accettato il nostro invito, eccolo qua, signori e con noi. signori, Mario Incudine! Benvenuto. Maestro. Ambasciador siciliano. Mario! Ho capito che stasera Vespertino con il nostro Incudine sarà una bella come accoppiata. Guarda, da una 10 a 12, sto benissimo. Ma veramente mi ritrovo benissimo. Se tu sei in piedi, sto in piedi. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Che mentre tu presentavi, noi ci facevamo i commenti, È vero. cioè, parlavamo perché non ci siamo visti prima,
Da sgabello a sgabello. È vero. Quindi, È la prima volta che ho Incudine accanto e questa cosa un po' mette ti ansia. arrugginisce questa cosa. No, nel senso che ti ho sempre visto come spettatore, come fan, devo dire, di Incudine, finalmente lo abbiamo qua e dicevo ambasciatore della cultura siciliana musicale in giro per il mondo e questo è un gran piacere. Grazie a voi per avermi invitato. Mario Grazie, Incudine! grazie, mi va bene. Grazie. Però A proposito... c'è del sessismo qui. No, Perché? Perché tutti gli uomini sono ambasciatori e io e Sara Ma non voi abbiamo siete nessun donne che titolo? tu lavori in Tu sei la principessa, diciamo. Cioè, come minimo marchesa. Allora, qualcosa. non facciamo brutte figure con ospiti nazionali, infatti. voglio dire, anche perché questa, dopo 20 anni, pensate, dopo 20 anni è ritornato, pensate, l'ultimo singolo era il 1996, l'ha presentato a Sanremo, dopo 20 anni ha deciso di rifare un singolo inedito, ovvero si chiama Tenerezza 93, però tutti magari ce lo ricordiamo, maestro, con... Signori e signori, siamo pronti per collegarci con uno dei monumenti della musica italiana, spero che non si offenda, perché è veramente una delle voci più belle, Riccardo Fogli a Sicily On Air. Ciao Riccardo! Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti salutano i nostri ospiti Sergio Vespertino, Sara Priolo, Mario Incudine, il grande Mario Incudine e naturalmente Eliana Gavetta. Saluto tutti, ma principalmente le ragazze che mi sembra che facciano la differenza. Vedi, parlava di sessismo. Ristabiliamo gli equilibri. Ho capito già Riccardo Fogli dove va a parare, ma lo sappiamo perché la tua carriera è stata straordinaria, ma lo sappiamo che sei uno che ha sempre, insomma, amato le donne, le figure femminili. Riccardo, non è mistero, non voglio fare l'Alfonso Signorini della situazione, ma è così. No, beh, la scelta è evidente. Fra voi maschietti, le due bellissime ragazze, io preferirei le ragazze. Però ci siete anche voi e va bene così. Insomma. Senti. Canzone, eventualmente ci siamo io e Sara, puoi andare, grazie. No, va bene. Sì. Allora fatemi dire due cose a Riccardo Fogli che ha accettato il nostro invito, lo ringrazio perché è in piena promozione, tra l'altro dopo 20 anni è uscito il tuo nuovo singolo Tenerezza 93, tra l'altro l'abbiamo sentito, vedremo delle immagini, c'è anche un video molto bello. Stringe il cuore sto Tenerezza 93, Riccardo. Vabbè, sì, è un momento particolare, è facile che il nostro cuore si stringa. Semplicemente parlo, io ho un figlio meraviglioso di 28 anni e quando non so dove stare, ecco, questa canzone nasce prima dalla reunion con i Pooh. Mi ricordo che mio figlio aveva finito il liceo, stava per iscriversi all'università e nel frattempo non mi rispondeva al telefono. Io ero in tournée dall'altra parte del mondo e ho buttato giù queste 20 righe che poi ho scoperto nel cassetto e insieme a un mio amico Nicola Greco abbiamo fatto l'analisi di quanto in realtà questo periodo sta togliendo ai nostri figli e quanto fortunati siamo stati noi, figli degli anni 60, 70, 80, ad avere successo, libertà e in realtà è una telefonata che io faccio a mio figlio e lo prego di rispondere al telefono perché io sono in pena. Tutto qua, sono un papà che scrive e che canta. Riccardo, maestro Biondo. Questo è un piccolo regalino per tutta la gente che può andare a scaricare, può andare a vedere il videoclip. Abbiamo avuto nelle puntate precedenti un tuo amico, nonché Robby Facchinetti, io sto seguendo un attimino Robby, lo salutiamo sempre, anche perché è stata l'ultimo anno ci ha portato via un grande amico, un grande della musica italiana, quindi lo voglio ricordare con te visto che a Sanremo non l'hanno fatto e siccome Robby ci teneva e so che ci tieni anche tu, Stefano Dorazio. E volevo personalmente che anche tu ricordassi, insomma, quelli che sono i magici Pooh, quelli che hanno regalato canzoni meravigliose, anche insieme a te. Beh, Stefano è un pezzo importante della storia dei Pooh, è entrato a sostituire Valerio Negrini che si era un po' rotto le scatole e aveva più voglia di scrivere che non andare in giro la notte. È stata la fortuna di tutti, anche la sua, che poi ha scritto cose straordinarie.
Stefano era un grande autore, un amico, un ragazzo, un uomo intelligente. Io me lo ricordo ragazzo, poi l'ho visto in Reunion, un uomo grande che avrebbe lasciato ancora di più segno nella storia. Ha scritto delle cose importanti, stava lavorando a un progetto che non voglio dirvi io, ma credo si chiami Parsifal, e che prima o dopo vedremo e ci ricorderemo di lui ancora di più. Comunque è stata una perdita disastrosa, perché ci ha messo di fronte a una realtà che molti non volevano, a cui non volevano credere, perché finché non perdi un amico caro non capisci quanto dolore fa questa pandemia. Basta. Io volevo condividere con tra l'altro due di grandi esperienze, un attore come Sergio Vespertino, che è reduce da un grande successo come Macari, e Mario Incudine. Partendo da Sergio, un ricordo dei Pooh, ovviamente insieme a Riccardo, vorrei che anche tu lo facessi, esperto anche di musica. Sì, mi hanno accompagnato per tutta la mia vita, il corso della mia vita, e più volte sono stati, diciamo, gli autori anche loro, diciamo, dei miei sentimenti, il solletico di quelle che possono essere i lati passionali per l'amore, ma non solo per l'amore nei riguardi, diciamo, di una donna o comunque, insomma, di una persona, ma anche proprio per l'idea anche stessa di viaggiare con loro. Con loro ho fatto molti chilometri, con la mia macchina, con la motocicletta. Diciamo, ho vissuto le spiagge. Per me sono, diciamo, dei compagni di viaggio che ancora mi permettono, diciamo, di ritornare. Già basta solo il pensiero, vedere già lui. Provo a pensare mia sorella per ora a casa, che va in giuggiole perché, insomma, con Riccardo Fogli ha seguito parecchie sue avventure. Mario, faccio replicare a Riccardo. Mario Incudine è un grande musicista, Riccardo, siciliano, grande cantautore. Mario, che diciamo a Riccardo? I Pooh, chi di noi che ha fatto questo mestiere non è rimasto affascinato dalla potenza estetica dei Pooh, perché hanno inventato l'estetica dei grandi concerti. Io ho deciso di fare questo mestiere proprio perché li vidi all'Autodromo di Pergusa, quando io ero bambino, piccolissimo, in questo concerto spettacolare, perché non solo facevano musica, ma hanno inventato lo spettacolo, il live, hanno inventato il modo di stare sul palcoscenico, hanno rivoluzionato il modo di stare sul palcoscenico. Si parlava di Stefano Dorazio usava 2 batterie, per noi musicisti vedere quelle 2 batterie con 16 tom, 4 timpani, 2 casse, cioè era uno spettacolo. E 2 triangoli. Riccardo, questa è la testimonianza nei confronti dei Pooh, e io ho una testimonianza invece sin da piccolino, te lo dico subito, di averti visto, perché ti ho contattato anche, perché da piccolino in un paese della provincia di Palermo ho avuto modo di vederti dal vivo in un tuo concerto, e io ero veramente piccolo, però quelle 2 ore di concerto le ho passate sentendo un grande artista, quindi dopo tanto tempo, dopo 30 anni quasi, 25 anni, ho l'occasione di dirti che c'è questo legame Riccardo Fogli Sicilia che c'è sempre stato. Sì, c'è un legame molto forte che parte dai Pooh. La nostra prima mezza tournée partì da Catania, da Cireale, e poi mi ricordo il Teatro Biondo si chiama, Teatro di Palermo. Sì, abbiamo tanti amici, tanti amici, qualcuno dei quali non c'è più purtroppo, perché quest'ultimo anno è stato terribile, e ricordare degli amici che non ci sono più è la cosa che ci deve far riflettere e ci deve portare a proteggerci, a vaccinarci e spendere soldi per la ricerca. Ecco, questo. Se fossi un politico, se domani volessi diventare politico, direi: noi spenderemo soldi per la ricerca perché oggi c'è il coronavirus e fra 5 anni potrebbe esserci qualcos'altro. Per i nostri figli dobbiamo farlo. Allora, Riccardo, ti faccio un in bocca al lupo per Tenerezza 93, noi ci sentiremo anche poi alla radio perché insomma faremo anche un'altra intervista. Io ti ringrazio a nome di tutti i siciliani, anche gli ospiti presenti qua. Viva i Pooh, ma soprattutto viva Riccardo Fogli, grande nome della musica italiana. Grazie Riccardo! Grazie a voi! Grazie.
Mi rivolgo alle donne, Eliana, Sara, insomma, avere a che fare con artisti di questo calibro, tu che fai anche la radio, voglio dire, è sempre piacevole. È bellissimo perché ti permette di andare al di là del tempo, soprattutto perché ti ricordi che, a differenza di quanto purtroppo a volte accade soprattutto negli ultimi anni, quando ci sono degli artisti con la A maiuscola, tu li ricordi oggi e ricordi delle emozioni che ti hanno dato da bambino, ma continuano a dartele ancora oggi quelle canzoni lì. E sicuramente sono degli artisti che hanno veramente segnato le storie di generazioni completamente diverse, non come tante meteore che negli ultimi anni appaiono e poi scompaiono rapidamente, per cui è un momento che rimane anche nella tua carriera, no? Quando tu dici io nella mia carriera ho intervistato Fogli, cioè sono quelle cose che puoi portare avanti e dire con grande orgoglio. Sì, è vero. Sara? Io sono cresciuta anche con i Pooh perché è uno tra i gruppi preferiti di mio padre che in questo momento ci sta ascoltando. Salutiamo il papà di Sara Priolo. E quindi ho avuto questa possibilità di crescere con la musica italiana, perché questa è la vera musica italiana. E noi che trasmettiamo ancora, dico da voi, Radio In, Prima Radio, altre radio, ancora la musica di Fogli o dei Pooh che viene trasmessa, questa è una cosa importante. Volevo chiedere invece, visto che siamo international, buona serata, benvenuti a Sicily On Air, a Marian Cudine e a Sergio, se sono stati negli Stati Uniti. Yes. Certo. Tutte e due? Sì. Ma non insieme. Non insieme. No. Purtroppo non insieme. Sono Stati Uniti ma divisi. Ma dove sei stati? In quale zona degli Io Stati Uniti? Boston. Boston? Allora, parecchi posti, perché con la scusa sì, per conto dell'Anfe e poi anche per le ACLI ho fatto spettacolo agli italiani all'estero, quindi sono stato più volte un po' in giro. A New York tutti insieme mi piacerebbe andare, perché francamente quello che stiamo organizzando è un Sicily On Air live a New York. Questo ve lo dico proprio a bello cuore, con Io Compro Siciliano. È uno che ci deve aiutare a fare tutto ciò, visto che siamo ormai in partnership con ICN New York, è Mr. Anthony Di Pasquale. Che ora è? Che ora è a New York? Sono 6 ore e meno. Good afternoon Anthony da New York, siamo collegati. Ciao caro. Microfono, se apri il microfono, perché noi in Italia diciamo apri il microfono, clicca, apri, ci sei? Good afternoon, mette gli occhiali, Anthony. Ammacco Bottoni, ecco qua. Here we are. Tanto te ne puoi celare in italiano. Così gli devi parlare. Mi sentite? Dove siamo a New York, se non sai? Anthony Di Pasquale. Come stai Anthony? Come stai? Togli il D, non ce n'è D, è Anthony Pasquale. Anthony Pasquale, no, però Va bene. americanata. Comunque, buon pomeriggio da New York e happy birthday, tanto per iniziare, va bene? Thank È la you. cosa più importante. Siciliano. Senti, mi sarebbe piaciuto salutare il grande maestro Fogli, visto che ci conosciamo da tempo, abbiamo fatto tante cose insieme. Comunque lo saluto ugualmente da New York. Però, caro Anthony, stasera, Anthony, stasera c'è Vespertino, che è uno degli attori più importanti che abbiamo. Del mio pianerottolo. Certo, Anthony, ma scusa, Anthony, tu hai visto Macari a New York? Hai visto la fiction Macari? Macari, si dice così. Macari. No, a dire la verità, mi dispiace, non l'ho visto. Bambino, non arriva a Rai tempo per Ma vederla. Antonio di dov'è esattamente? Dove è nato? Io sono campano, sono salernitano. Salerno, sì, ok. Salernitano. Va Però bene, dobbiamo portare. però sono in gran parte siciliana perché in Sicilia ci vengo spesso per vari eventi e poi qui con la comunità siciliana è un incontro non stop, quindi diciamo che sono un po' metà. Allora Anthony, devi aggiungere un posto a tavola quando verremo negli Stati Uniti, non so se per il Columbus o per altre cose, naturalmente. Devi aggiungere un posto a tavola per Sergio Vespertino, perché a New York io voglio Vespertino, ok? Quindi segna, tu vabbè, se lo vuoi tu ci mancherebbe altro, quindi poi facciamo spettacolo lì. Ti posso confermare che sulla Fifth Avenue c'è tanto posto disponibile, poi c'è Coccaruno chi paga sicuramente. Andiamo a portare sicuramente a Sara Priolo.
Certo, Non ma certo, può mancare Grazie. Sara Priolo. queste due meraviglie, se no Queste dove due venite meraviglie, voi? già lui Se occhi- non vengono loro è meglio che voi non ci venite. L'altra, Esatto, vedi. Eliana Chiavetta, te la posso portare a New York? Certamente. Accogere. Senti, ma c'è un musicista che ha scritto anche canzoni importanti? Ma perché parli così per parlare parlo perché con mi piace per tutti non gli so. italiani. È la tua Parla versione un po' dell'inglese questa. Senti, Se va a Roma parlo Per lui- così. No, perché se L'americano, parlavo con un forse, romano... non ho capito. Cosa, Anthony? Dimmi. No, ti stavo dicendo, un altro nome da scrivere nel tuo taccuino è Mario Incudine. Certo, benvenuto Mario. Poi qui Mario è molto conosciuto, Lo so. Hai capito? Lo so. A differenza di Vespertino, strana Assolutamente. questa cosa. Dov'è lui attualmente? A New York? Tu in, questo bene, momento, dai. tu in questo momento, Anthony, ti trovi in quale abitazione? Allora, Where do io you live? sono praticamente a casa perché, come già riferito, purtroppo io il giovedì è uno dei giorni che non vado in radio. Però il prossimo collegamento vi prometto che lo facciamo da un grandissimo e bellissimo panorama di New York. Ma Va tu bene? in questo momento dove sei? In che parte degli Stati? Sono New York? sull'Hudson River, nella città di Hoboken, del grande Frank Sinatra. Hai visto? Hai capito? È meglio di così, detto perché Frank non so- Sinatra. Allora, Ma abbiamo capito solo quello, Frank allora, posso dire una cosa ad Anthony? Anthony, tu sai, lì conosci Domenico Modugno sicuramente, tutti conoscono Domenico Modugno. Ho sentito parlare. Frank Sinatra fu lui a dire a Domenico Modugno: fingiti siciliano e conquisterai il mondo. Perché Frank Sinatra conobbe questo ragazzino, questo giovane attore che cantava nel film di Pietro Germi Una nenia in pugliese, e quando lo sentì cantare chiese a Modugno: ma che cos'è questa cosa? E lui disse: una nenia pugliese. E lui disse, Frank Sinatra, a Modugno: non lo dire che sei pugliese, perché la Puglia non lo sa nessuno dov'è. Tu di che sei siciliano e conquisterai il mondo. Anthony! È vero, sì, certamente, questo Allora, confermo queste quindi noi informazioni. stiamo naturalmente componendo questo aereo che si chiamerà Io Compro Fly, o Io Compro Siciliano Fly, dove noi partiremo, ci imbarcheremo, arriveremo a New York, poi magari faremo tappe da altre parti, mangeremo. Siciliano. Si mangia sempre di continuo, quando uno ubriaca, parenti di da, certo. parenti di da, e quindi mangiamo. Quindi tutti quelli che vedi te li porteremo. Appena ok? saremo tutti vaccinati. Quando siamo tutti vaccinati, va bene, tutto qua, e quindi prepariamo, come si dice in questi casi, i dollari. Sì, infatti, hai ragione. E prepariamo. speriamo che in quel periodo ci sarà anche il volo diretto Palermo-New York. Sembra che Ah, lavoro sì, della perché Milano. l'ho visto quello, quello, giusto. Sì, sì, volo diretto Palermo-New York, anche se Palermo-Roma-New York si può fare. Senti Anthony, Infatti noi lo grazie. scalo, cioè se c'è da fare lo scalo ci andiamo lo stesso a New York, non ci Assolutamente, tiriamo Palermo, indietro, Va bene. nessun Va problema. bene. Anthony, mi raccomando, per la tua vita, fingiti che sei di Mondello. Va bene, non è male poi. Ciao, ciao. Anthony, Ciao. grazie per gli Bye, auguri. Grazie per gli auguri. Chiudi tu, chiudi tu. Ma già qui con le Mamma mia che interurbane tardi, diventa mamma che tardi, impegnativo. io devo fare tutto in 65 minuti. Mario Incudine lo vorrei qua. Emanuele, dove sei? No, ora? Scusa, Ora? posso chiedere una cosa? Certo. Ma questo collegamento con Anthony Pasquale, Sì. perché lui che cosa... Lui rappresenta... Lui compra siciliano. Era per carità, No, chiedere è lecito. C'è una partnership Io Compro Siciliano con IC a New York, c'è la radio, Sì. e quindi anche loro ci fanno promozione nel Connecticut, a New York, e ogni tanto. E Insomma, poi attraverso il web ci Allora, possono io devo vedere anche prendere, da io lì. siccome ho dimenticato il plettro, tu di due cose, che Sì, io sì, scendo e lo dico- prendo. dico due cose. Aspetta, Dammi Eliana, la me la camera, tieni dammi questa? uno, Se vuoi sono io. No, Poi sono una serata io. speciale. Ragazzi, fatemi una Serata foto sulla speciale, chitarra di abbiamo Mario altri Incudine. collegamenti. Della Incudine diretta. sta tornando a Prova casa in a centro strimpellare. Sicilia per prendere il plettro. Eccolo, qua in guarda. Ragazzi, zona. ho paura. Vi ringraziamo per tutti gli affetti e tutto il calore che ci fate arrivare durante le settimane. E poi La di solito serata- uno- Eliana, ti sta la bene. serata continua sta naturalmente bene la con- chitarra. Poi tu di solito il Adesso- plettro ce l'hai uno. ognuno Io penso parla, che per ognuno te dice quello che vuole, plettro perché è- plettro è sì, sì, non come è avere- bello cioè, anche capito? questo. La regia farà salti dai, mortali non è per che- Pomurato chiudere, la- aprire, Ma tu fare. dai, plettro. Però, siccome devo ritornare un attimino, Allora. poi tra poco ci collegheremo anche con una che ha vinto un premio SIAE siciliana palermitana, e quindi la sentiremo. E poi Auguri, Vabbè, questo è giusto, è giusto. auguri. Ci sta. Ci sta. Allora. Senti, ma regia, Vittorio, Peppe, saluto anche Marco, saluto Saro.
Angela, loro ridono, è una bellissima serata. Mi mandi delle immagini di un'incudine, eccolo là, tipo che sembra qua, però non è qua. Qua stiamo praticamente a Taormina. Wow. Guardale. Avevo l'orchestra giovanile del Teatro Massimo dietro. Sì. Siamo nel 2019. Quando ancora si poteva C'era suonare. un mondo normale. E tu sei diventato celebre e famoso, ma soprattutto ti sei ricaricato sempre che vai nelle piazze in giro, cuntu, serenate, non solo, di tutto e di più, però la gente ti osanna. Ti manca? Mi manca e come. Certo. Mi manca e come. Vedere quelle immagini è veramente un ricordo commovente e drammatico. E se non ritorniamo nelle piazze a suonare per la nostra gente, per il nostro pubblico, non è soltanto un danno economico, è un danno mentale, psicologico. Noi abbiamo bisogno del pubblico, il pubblico restituisce il 100% dell'energia. Quindi senza pubblico, senza questo rapporto dialettico tra l'artista e la gente, non esiste la musica, non esiste il teatro, non esiste lo spettacolo. Quindi tutto quello che noi facciamo, diciamo, filtrati da questo schermo, è un modo per accomodare, ma ci manca l'essenza di questo mestiere, vero Sergio? Assolutamente, è una fonte rinnovabile per noi. Sì, Tu pensa a Sergio che deve fare ridere senza il pubblico, come fa? È vero, è vero. Come fa? Non lo può fare. Infatti Quindi fa le parti rinuncia. seriose quando Quindi ora gli hanno fatto fare il maresciallo per questo motivo, che ha fatto meravigliosamente. Proprio perché sono un ottomato. Gli applausi ci sono dalla regia per il maresciallo di Magari, Sergio Vespertino. Bravissimo. Stasera è, come dire, dare il merito da siciliani. È una celebrazione. Una celebrazione anche per Mario Incudine, che proprio in quella circostanza lì, a Taormina, cantava, e ho detto canta quello che vuoi, però in quella circostanza cantavi un brano che hai portato al successo, soprattutto c'è stato un cantante, Sara Priolo, un cantante così, Sì. Uno qualunque, Nome. cioè, Uno. Chi lo dice? Biagio? Insieme? Diciamo Antonacci. insieme? Viaggio? Dai, lo Antonacci. sapevamo, ve lo volevo dire insieme. Questo signore Incudine ha scritto una canzone meravigliosa, interpretata da Biagio Antonacci, non so se è prevista adesso, prego si accomodi. Allora, non so se me la mette nel medley, noi io ci terrei molto, faccia lei. Allora, lui ha detto facciamo un mashup. Sì, è vero. Facciamo un mashup, un purpurri. Un frappè. Un frappè. Signori e signori, Allora, vediamo quello che viene Sicily on Air, niente po' di meno che Mario Incudine. Dai, lumiti, che lo piangi, lanciti, ci pigliarono la femminetta, dritta in talo cori, e chiancia di dolori, ai. E la barca la strascinava, e lo sangue ci corria, e lo mascolo chiancia, ai. E lo mascolo pari impazzuto, ci diceva bella mia, non chianciri di me tocca gli affari. Rispondiu la femminetta con filo e voci, scappa amore mio, che se no tacci di noi. Ninna, è bello l'amore e chi lo sa fa. Ninna, è bello l'amore e chi lo sa fa. Era la figlia di bella via, che non che me nega via. Però la mamma ci lo diceva, che non che della Lucia. Era la figlia di bella via, che non che me nega via. Però la mamma ci lo diceva, che non che della Lucia. Pizzicarella mia, pizzicarella mia, pizzicarella. Luca menare to, e Luca menare to, pare che balla. Luca menare to, pare che balla. Ninna, è bello l'amore e chi lo sa fa. Ninna, è bello l'amore e chi lo sa fa. Era la figlia di
Bella Via, che nate che tu che minica via. Però la mamma ce lo diceva, che nate che tu che te ne Lucia. Era la figlia di Bella Via, che nate che tu che minica via. Però la mamma ce lo diceva, che nate che tu che te ne Lucia. Uno scazzacallupeti, tu dannando passarete, 3 d'arredo, passa andando 4 C della Taranta. Uno scazzacallupeti, tu dannando passarete, 3 d'arredo, passa andando 4 C della Taranta. Se la vecchia stata fatica, ancora letto non vuole chiarare. Ci facciamo una bella critica che ragazzi con facilità. Se la vecchia stata fatica, ancora letto non vuole chiarare. Ci facciamo una bella critica che ragazzi con facilità. Se la vecchia stata fatica, ancora letto non vuole chiarare. Ci facciamo una bella critica che ragazzi con facilità. Se la vecchia stata fatica, ancora letto non vuole chiarare. Ci facciamo una bella critica che ragazzi con facilità. Anninna, ninna, ninna. È bello è l'amore e chi lo sa fa. Anninna, ninna, ninna. Bello è l'amore e chi lo sa fa. Mio fratello era alto, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in 3. Mi pareva che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena. E lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. E allora salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami campare, non mi può giudicare. Tu, Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami cantare, che sta è solo una canzone. Calateli tutti gli occhi se vi trovate davanti agli specchi, che tutto che cosa può mucciare, giorna come lo da sole. Tira la bella questo peccato, non c'è condanna, non c'è condannato. Hai visto l'uomo hanno votato la pecora zoppa secondo la lupo. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Oh, lo vedi? Mario Incudine! Lo vedi come si perde l'allenamento? Vedi, vedi? Ritornare a Sogni fare affannato, sogni affannato. Signori, è un Grazie. Ma che cos'è? Che Grazie, cos'è? Che cos'è? Posso staccare? Aspetta, prima di staccare, piccolo spot e poi i talenti, perché dobbiamo Eliana, Sara, vabbè, ormai è in un'altra trasmissione. Eliana, i talenti, tu lo sai che noi puntiamo sui talenti, puntiamo sui talenti. Tutto sui ma prima talenti. di staccare la chitarra del grande Mario Incudine, questa è la televisione, questa è la serata, la prima serata siciliana. Ma che dici? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Meno male che non c'è Magari in diretta, che se immagini che se no non c'era La storia. posso staccare io questa? No, non lo sta Sta diventando come sei una cosa pubblicità e pazzesca. torniamo con Julie. Julie.
Bentornati in diretta per tutti voi che ci seguite sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, in diretta su Facebook, Instagram, LinkedIn, insomma ovunque, ogni dove, ma anche sulle televisioni, perché TVM canale 18, Teleionica, R8 285, Tele Occidente canale 73, insomma chi più ne ha più ne metta, noi ci siamo. Con i talenti, perché puntiamo sui talenti, è molto importante, non so se dietro le quinte già è pronta lei che arriva dall'Entotrella, credo che arrivi dalla provincia di Agrigento, precisamente da Campofranco. C'è Giulia stasera? Mi fa... Che bella, stacchetto, Giulia! Allora, benvenuta, ce l'abbiamo in televisione dovunque, ce l'abbiamo, non so se non la sento in questo momento, allora ci sei, benvenuta. Grazie. Intanto grazie anche a Carioca Records, che è la tua etichetta, eh? Sì, è la mia etichetta, sto lavorando con loro a questo progetto musicale e loro si occupano quindi di me ma anche di altri artisti emergenti. Quindi seguite Carioca Records, seguite anche le Tu arrivi dalla provincia di Agrigento? No, non sbagliamo perché poi si offendono. Io Peccato. arrivo da Caltanissetta, cioè da Campofranco in provincia di Caltanissetta. Ah. Però è più vicino ad Agrigento. Questo C'è lo un dobbiamo videoclip che vedremo tra poco mentre canti con una canzone nuova. Saluto Leo Curiale che ti sta accompagnando in questo tour, diciamo anche per le radio stasera qui. Una canzone molto, molto bella. Grazie. Come si intitola? Grazie. Ancora in piedi. Ma io ancora Noi siamo devo in piedi. dire. Siamo pronti i talenti, quelli che stiamo lanciando qui? Dica. No, verrebbe da dire appena lei è entrata doveva fare M. Però per lei. noi vogliamo lanciare i talenti siciliani, lo facciamo stasera con il nuovo singolo che sentiamo, devo dire, insomma, in anteprima. Per La prima volta che lo canto live, con quindi un questa po' di situazione. emozione. Ma l'applauso nostro c'è. Giulia a Sicily On Air. Grazie. Vai. Guardo l'orologio, sono già le 6. Ehi. Cosa ho fatto tutto il tempo non saprei. Ehi. Mi accorgo che la notte è già finita. Vorrei ricominciare da capo un'altra vita, ma poi penso a te e cerco di restare a fuoco nel silenzio, almeno non fa male. E cerco altri sogni, cerco altri sfoghi, ma non riesco a non pensare, gli occhi si chiudono a metà. E cerco le tue mani anche se non ci credi. Penso quando un giorno non ci sarò, tu dimmi se rimani, che resto ancora in piedi. Anche se la notte non dormirò, io non vedo i colori, li vedo sempre neri. Non dormirò domani ma resto ancora in piedi. Non dormirò. Vedo che entra luce in questa stanza. Ormai i miei pensieri non hanno più importanza. Che accadrebbe se smettessi di pensare? Un giorno nella vita non mi farebbe male. E non avrei più sogni, non avrei più sfoghi, ma sarebbe facile, sarei più stabile. E cerco le tue mani anche se non ci credi. Penso quando un giorno non ci sarò, tu dimmi se rimani, che resto ancora in piedi. Anche se la notte non dormirò, io non vedo i colori, li vedo sempre neri. Non dormirò domani ma resto ancora in piedi. Non dormirò. Non dormirò. Guardo l'orologio, sono già le 6. Ehi. Bravissima.
Complimenti, brava, Grazie. bravissima, complimenti, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto. Julie, applauso ancora del pubblico, in bocca al lupo. E allora, Complimenti. oggi è una giornata importante, l'8 di aprile è uscito anche il nuovo singolo. Vittorio, sei pronto? Alla regia Bravo, siete bravo. pronti? È uscito il nuovo singolo di una grande artista che ha vinto il premio SIAE, scrive adesso, può scrivere anche con Universal. Di chi sto parlando? Clip. Prego, regia. I giorni si protraggono, i grandi amori crollano, gli zii ed i nonni muoiono e salutano via chat. I conti non ritornano, i figli si nascondono, mio padre si dimentica di essere stato giovane. Cantautori cantano canzoni tristi dal balcone, intanto invecchiano i lavoratori autonomi, bestemmiano davanti all'INPS. Mamma, ti prometto che mi laureo e mi trovo un posto fisso proprio accanto al crocifisso, però penso sempre a te. I sogni non si avverano, i preti non perdonano, i bimbi si rivendono l'infanzia su TikTok, i farmacisti pregano, i medici si lavano le mani e poi si curano un pugno nello stomaco. I muratori eseguono, gli imprenditori prendono le precauzioni e rassicurano i giornali che stavolta il ponte durerà. È uscito il nuovo singolo di Giulia May. Ciao Giulia! Da tutti gli amici di Io Compro Siciliano, Sergio L'espertino, Sara Priolo, Mario Cudine, Eliana Chiavetta, ti salutano tutti, ti salutano. Adesso sei anche autrice Universal, hai capito? Ancora, piano piano cominciamo. Allora, hai vinto il premio SIAE a Genova. Sì, il premio SIAE e poi questo premio dedicato agli autori di canzoni, che si chiama Genova per voi, che adesso mi permetterà di lavorare con Universal, quindi di scrivere per i cantanti, per interpreti, insomma, di lavorare e collaborare con professionisti di questo settore, quindi sono Senti molto Giulia, contenta. tu ovviamente ti aspetteremo qua poi in studio, grande emozione per il tuo nuovo singolo, abbiamo sentito qualcosa di in questo montaggio di clip, sei emozionata per questa uscita del singolo? Assolutamente, sono molto emozionata anche perché insomma erano 2 anni che non pubblicavo qualcosa di nuovo, quindi è stato molto bello, è molto bello di nuovo tornare un po' in giro a parlare di me anche per radio, scrivere nuova musica, insomma in questo momento progettare è quello che mi salva, quindi sono molto contenta. Senti, qua in studio, qua all'interno del Mob ci sono molti amici, ci sono tra l'altro insomma grandi protagonisti come Vespertino, insomma Incudine. Sì, salutiamo tutti. Vuoi salutare qualcuno? Ti lascio libertà di salutare qualcuno, tra l'altro c'è Incudine che magari chissà, puoi scrivere. Ma io saluto tutti questi artisti meravigliosi che sono Mario, vabbè, non c'è manco bisogno di dire nulla su Mario, Sara, Saretta, Sergio, artisti meravigliosi che speriamo di poterci baciare tutti in bocca presto, no scherzo, non in bocca. Posso dire una cosa, Io Giulia? sono vaccinato. Intanto Giulia, grandi complimenti per Giulia perché è la prova provata che il talento quando c'è poi viene fuori. Quindi la prova provata ti piace? È la prova provata, quindi lei è veramente l'esempio che dovrebbero seguire. Approvo questa prova La provata. prova provata ti è piaciuta? Ho visto che tu appena ho detto prova provata hai avuto un sussulto. Quindi veramente complimenti e che sia Giulia esempio per tutti quei ragazzi che hanno una strada segnata, un obiettivo e che
vogliono prima o poi raggiungere i loro obiettivi. Lei ci è riuscita, cioè adesso è un'autrice Universal. Giulia perché? Perché non, perché non ha mollato. Giulia è una di noi, è May, è tuoi, Grazie Mario, grazie, è un onore sentire queste parole da te, ti ringrazio molto. Giulia, ti Tanto aspettiamo talento, naturalmente. ma anche tanto studio, perché Tanto magari studio, tanti ragazzi Tanta oggi abnegazione, ma pensano soprattutto talento e tanta basta. forza di volontà e determinazione. Questo. Brava. Poi Giulia, un'altra cosa che voglio dire, che mi piace, perché è riconoscibile. In questo mondo in cui si è ormai tutti standardizzati, perché Vespertino è Vespertino? Che tu lo vedi e dici quello è Vespertino. Perché lo senti parlare e dici quello è Vespertino ed ha una cifra. Perché un cantante, Riccardo Fogli che abbiamo sentito prima, è intramontabile? Tu lo senti e riconosci quel timbro. Ecco, Giulia ha questa caratteristica, è riconoscibile in questo mare magnum di mediocrità, di standard. Ti piace Mare Magnum? L'ho visto che sta prendendo appunti, eh? Lei emerge perché è riconoscibile. Giulia, ti aspettiamo ovviamente a Sicily On Air, in bocca al lupo per il tuo Grazie, singolo. ragazzi, grazie Vincenzo. Vai, tu lo sai quanto ci tengo, ti aspetto entro giugno. Ciao Giulia, un Ascoltatelo bacio. su Spotify, ciao. Ti ho dato due Vespertino. Stiamo per collegare tra poco con la Moldavia, questo collegamento è importante. Prima credo che già sia pronto, però... Vespertino è preoccupato per il collegamento con la Moldavia. Io sono venuto per la Moldavia. Occhio perché insomma dobbiamo stare Ma attenti c'è la perché... Dell'America niente, per la Moldavia. Inizia questa collaborazione Per Morici importante. e per la Moldavia. No, perché è una collaborazione molto importante. Io penso che in Moldavia abbiano apprezzato, per ritornare a Macari, ma soprattutto non è solo Claudio Gioè, che salutiamo affettuosamente, grande Claudio. Bravo Claudio. Bravo. Ma avere avuto questo ruolo all'interno della serie, che ha avuto un grande successo, lì c'è stato un Vespertino che magari molti non conoscevano in quella fase interpretativa, in quella situazione. Ho già fatto il carabiniere una volta e saltavo all'aria, diciamo, perché ero con Castellitto, sempre con lo stesso regista, Michele Soavi, e sempre su quella stessa zona, diciamo, della Sicilia, perché è bello che adesso siamo nella parte, diciamo, occidentale. E lì era su Rocco Chinnici, e Così lieve il tuo bacio sulla fronte, il libro tratto dal libro di Caterina Chinnici, e io facevo Salvatore Bartolotta. Che esperienza è stata saltare in aria? Cioè, che cosa si prova nel poi vedersi? In partenza perché è morta all'inizio del film, diciamo. Però di bello c'è stato che facevo anche il coach per Castellitto, quindi c'è stata questa Te bella l'aspettavi esperienza. questo successo di Macari, Sergio? Macari non ci aspettavamo così tanto, c'era un'attesa e si annusava, addirittura c'è lo stesso Gaetano Savatteri che è straordinario anche per tutto quello che sarà dopo, perché i suoi libri non sono solamente quello che abbiamo visto, ma c'è, ecco, dico, se volete davvero passare un momento, ecco, soprattutto in questo periodo, andate a leggere un libro di Gaetano Savatteri. E puntava, dice, io metto firma per 4 milioni e mezzo di telespettatori, invece furono più 6 milioni e mezzo circa, insomma, e si è attestato su questi livelli. Tu ci tenevi anche di un'altra cosa a ricordare, visto che siamo in onda, in diretta. No, fa ridere perché in questo periodo, dicevo, durante Macari, ero nel pomeriggio sempre su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore e facevo Girolamo Ammirata, che è un truffaldino. E poi la sera invece era un maresciallo, sai, tipo, questa cosa, questo dualismo, questo binomio così, diciamo, bello, che persone che possono permettersi questo tipo di esperienza. Per un attore è molto bello potersi, diciamo, spaziare da una parte all'altra dei personaggi. Tutto questo è Sergio Vespertino. Grazie a voi, io felice. Le collaborazioni di Io Compro Siciliano continuano, come dicevamo prima negli Stati Uniti, ma cerchiamo di arrivare anche in altre parti del mondo, cercheremo di arrivare anche in Moldavia, grazie soprattutto a Dario Bresciani. Appunto Dario è un imprenditore di Brescia che attualmente fa sede in Moldova, è direttore soprattutto di Buzzwalk TV. Non so se ho pronunciato bene, Dario, mi collego con la Moldavia. Ciao Dario. Eccoci, buonasera a tutti, Spero grazie. di aver pronunciato bene il nome della televisione che tra l'altro ci manderà in onda, adesso lo spiegherai tu, perché questa partnership con Io Compro Siciliano, Sicily On Air, dove andremo a finire, Dario? Dici. Allora,
Busuyok, si dice Busuyok. No. Uguale, canzone proprio ci avevi preso di Studia! Non era Busuyok TV. Busuyok TV. Busuyok TV, che semplicemente significa in lingua madre qua basilico, che è la pianta sacra della Moldavia, perché è la pianta che utilizzano per fare le benedizioni. Quando il prete passa, benedice, eccetera, fa i battesimi, eccetera, usano proprio la pianta di basilico secca, che è la pianta sacra per eccellenza. Ah sì, quando devono benedire anche quando le case. Quindi una sorta di benedizione, come dice l'espertino. Tra l'altro, caro amico Dario, tu che sei insomma un po' del nord, noi qua siamo del sud, con Incudine, l'espertino, Priolo, Chiavetta, Biondo e tutti quanti, noi esportiamo il Made in Sicily con Io Compro, il compleanno di Io Compro Siciliano. Da questo momento parte questa collaborazione in tanti paesi dove voi naturalmente come televisione che avete un arsenale di tradizione musicale degli artisti ormai da molti anni, cosa succederà insomma nelle prossime settimane? Ci vedranno dovunque dalle vostre parti? Esatto, allora vi posso dire, proprio ho il piacere di dirvelo, perché grazie anche al supporto con Giuseppe abbiamo creato questa partnership importante, perché avremo l'opportunità di presentare tutto quello che è Io Compro Siciliano, nonché tutto l'indotto che può portare nei paesi del mondo dell'est, in particolare Russia, Ucraina, tutto quel bacino che in pratica attraverso la Moldavia, che è una piccola Svizzera, come io definisco, nel mondo dell'est, traghetta l'Europa nel mondo dell'est. In particolare noi abbiamo una grandissima fortuna che, essendo italiani, io generalizzo perché tutti noi abbiamo la fortuna di essere stimati per la famosa qualità del Made in Italy, dell'eccellenza. Questa cosa si scopre quando tu approcci fuori dall'Italia. Tante cose noi in Italia non le apprezziamo perché le diamo per scontate. Come tu metti i piedi fuori dall'Italia, scopri un mondo totalmente diverso, delle opportunità enormi che per noi possono essere banali, ma qua invece sono reali. Opportunità che aprono strade inimmaginabili a quello che può essere la nostra impresa, diciamo. Io ho scoperto anche grazie a questo, io per colpa del Covid, diciamo fortuna Covid, è un anno che non riesco a rientrare in Italia, quindi da qui ho portato tutte le mie attività con la mia compagna, mia moglie, che lei è proprietaria appunto di questa emittente televisiva che è il primo post musicale della Repubblica di Moldavia, quindi è la televisione musicale per eccellenza. Salutiamo Liliana Prado, tra l'altro, che non è stasera, insomma con noi magari l'avremo, una cantante affermata a livello nazionale, quindi insomma me la saluti, magari l'avremo in altri collegamenti. Però mi dispiace che lei non ha potuto essere presente, però purtroppo ha avuto un imprevisto e quindi sarà presente nelle prossime opportunità che avremo. A me fa piacere che stasera per il compleanno iniziamo questa grande collaborazione con un'altra parte del pianeta e soprattutto con quella parte del pianeta. Magari la possibilità di arrivare fisicamente noi, io dico il cast di stasera, ma poi ogni serata c'è un cast straordinario di siciliani magari proprio in Moldavia, va bene? Non lo darei per scontato perché ci sono delle bellissime novità che nei prossimi mesi diventeranno concrete, questo grazie anche a questa collaborazione. Io Dario ti ringrazio a nome di tutti i siciliani, viva i siciliani in Moldavia e quindi vi salutiamo da qua, da Palermo, dal nostro quartier generale. Grazie a Dario. Ciao. Prego a voi. Grazie. Ciao Dario. Dovevi avvisarci di arrivare con l'agenda, perché abbiamo, allora ragazzi, segnate New York, Moldavia, dobbiamo anche calendarizzare bene, ma soprattutto dobbiamo prepararci tra poco, dopo un breve spot, a festeggiare per concludere la puntata con i patron di Io Compro Siciliano. Un anno è passato. Spot, torniamo subito. Questa importante startup che si chiama Io Compro Siciliano, nessuno si aspettava questo grande successo.
oltre 270.000 iscritti nel gruppo e poi connessioni in tutto il mondo. L'idea parte da due ragazzi, chiamo ragazzi, uno è Giuseppe Giorgianni che è un project manager, export manager, coach, strategy advisor, business... Parazza magazzini, insomma, avete capito? E l'altro naturalmente è Davide Morici che si occupava naturalmente soprattutto... No, però non puoi fare questa... No, Davide Morici, che no, perché c'è la pura presentazione, imprenditore nel settore del turismo, accoglienza, spettacolo e intrattenimento, insomma, c'ha l'Home Eventi e ha fatto delle grandi cose. Non so se è già dietro le quinte, credo di sì, anche lui per la prima... col premio. Signori e signori, in collegamento, in presenza, i patroni di Io Compro Siciliano, Stacchetto! Giorgianni! Auguri! Grazie. Buonasera a tutti. Giorgianni, come stai Giuseppe? Bene, saluto tutti lì. È veramente un piacere. E in quale parte del mondo è Giorgianni? Giorgianni, dove sei? Mi dicono dove sei. Viale Lazio. Stasera sono a Milazzo. A Milazzo. Senti, intanto ho visto il premio perché questo è arrivato qualche mese fa, questo premio, insomma, ambasciatori premio Gogol. Ambasciatori del sorriso. Una bella soddisfazione. Quel premio ha veramente un valore importante. Giorgianni, mi ascolti? Dico, il parte di stasera ha sentito che nel suo, diciamo, entourage c'era anche Incute, c'è Vespertino, le donne meravigliose, c'è di tutto e di più. Sì. Ma lei si aspettava l'8 aprile del 2020 in piena pandemia, ancora di creare insieme a Morici tutto questo? Diciamo che avevamo iniziato già da prima. Dei passi importanti con delle iniziative a livello internazionale, sia con la Cina, sia anche con la Moldova. Noi siamo stati ospiti del Moldova Business Week 2019 con Davide, dove abbiamo rappresentato l'Italia lì in Moldova. Non ce l'aspettavamo questo grande successo. Devo dire che un anno è passato e stasera, anzi tutta la giornata l'abbiamo attraversata perché ci sentiamo almeno 10-15 volte al giorno con Davide, veramente in modo emozionato perché realmente abbiamo creato un qualcosa che in un anno ha avuto veramente un exploit di un'azienda che magari per arrivare a questi obiettivi ci sta 10-15 anni. Noi l'abbiamo fatto in un anno, complice anche, ahimè, la pandemia, che da un lato comunque è un problema grave, dall'altro molto spesso per il mondo imprenditoriale ti dà la possibilità di accendere un'opportunità che magari non ci sarebbe stata. La coppia Giorgianni Morici che ho qua, naturalmente con questo signore ci si vede più spesso e ci si sente perché poi è autore insieme a me di Sicily On Air. È vero che lei è autore di Sicily On Air? Assolutamente. Lei cosa sente dire dopo un anno? Il compleanno è importante, cosa vuole dire? Ma intanto io vorrei ringraziare, come l'ho detto oggi, un ringraziamento a chi ha toccato, a chi tocca, a chi continuerà a collaborare, a chi ha collaborato con questo progetto. Quindi un ringraziamento a tutti i siciliani. Questa è la prima volta forse la Sicilia si vede unita, si sa il carattere del siciliano che è sempre un po' restio. Noi siamo riusciti a unirla e questa è la forza che a livello internazionale viene vista, cioè la Sicilia unita. Quindi grazie, tanti sono i progetti. L'abbiamo sempre detto, la Sicilia è un continente, quindi abbiamo toccato turismo, abbiamo toccato formazione, abbiamo toccato sociale e lo rappresenta anche questo premio, questo ambasciatore del sorriso. La nostra è una benefit corporation, quindi è la prima benefit corporation siciliana, quindi tante esclusive e tante soddisfazioni, ma tanto c'è da fare in una terra fantastica. Tanto c'è da fare, naturalmente stasera abbiamo Eliana Chiavetta che è una delle donne insieme anche a Cristina Ruffino che ritornerà e poi quante belle novità. Abbiamo prima spoilerato Sara Priolo, insomma, per dire che un'altra delle donne meravigliose, eccola qua, che potrebbe entrare nella family, eccola qua. Ma noi adottiamo tutti, adotteremo Mario, adotteremo al maresciallo che ci vuole sempre, un maresciallo. Ma poi l'obiettivo appunto di andare in giro non solo per la Sicilia, perché poi lo possiamo dire ufficialmente. Giorgianni, lei deve confermare perché qua bisogna, insomma, capito? Bisogna andare in giro per la Sicilia e per il mondo, insomma, ci stiamo provando. Ecco, non solo per la Sicilia, stiamo lavorando per fare dei tour
in giro per la Sicilia sicuramente, soprattutto nelle 9 province, ma nello stesso tempo stiamo lavorando veramente tanto per andare all'estero, quindi essere presenti in molti stati e soprattutto in stati importanti come quello, ecco, degli Stati Uniti, di cui Anthony, il caro amico Anthony, ci sta, tra virgolette, sponsorizzando per il prossimo Columbus Day, e quindi magari saremo lì a festeggiare il Columbus Day, o in Cina. In Cina stiamo entro fine anno, pandemia permettendo, andremo ad aprire il primo showroom Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano, lo stiamo dicendo, insomma, il primo showroom Io Compro Siciliano sarà in Cina, guarda. A Guangzhou. A Guangzhou. Ma noi siamo nati vaccinati. Mettiamolo dei cinesi sempre qui, anche noi andiamo a conquistare. Va bene, allora. Tra l'altro ti posso dire che Guangzhou conta ben 40 milioni di abitanti, quindi tipo Trappeto. Diciamo che non è proprio una città, diciamo che è una nazione. Una cosa proprio. Senti, Giorgiano, lo sai che il tempo è tiranno, mica abbiamo le televisioni che poi se no tagliano. C'è lo chef Carbonetti, perché sulla cucina. Certo, c'è un progetto, oggi sono usciti articoli, perché oggi viene inaugurata l'Accademia Enogastronomica Io Compro Siciliano. Ma già dietro le quinte? A cura dello chef Mariano Carbonetti, con una grande sorpresa. Questo grande progetto legato alla cucina, con più di 25 emerità, sono 39 chef. Ma adesso lei lo presenti, quindi abbiamo l'onore dello chef Carbonetti. Prego, jingle! Allora, aspetta, faccia vedere. Riusciamo? Faccia vedere. Ragazzi, non fate la cadere. Non la fate scivolare. Non la fate scivolare. Non la fate scivolare. La vedete tutti? Ora si magna. Sara Priolo, Eliana Gavetta, biondo. Le prime fette. Un ringraziamento. Devo ringraziare la pasticceria Guardia Recupero che ci ha dato la possibilità. Bene. Però non ha microfono, quindi un attimo. Sì, aspetti un attimo che faccio io. Non ci parlate troppo che sputacchiate. No. Volevo ringraziare il bar Pasticceria Recupero che ci ha dato la possibilità di avere questa stupenda torta che festeggia il primo anno di Io Compro Siciliano. Viva l'Accademia! Viva l'Accademia! Viva l'Accademia! Grazie intanto al dottor Morici e al dottor Giorgiani che ci hanno dato la possibilità di costruire una bellissima realtà professionale e culturale. Abbiamo 37 grandi professionisti del territorio siciliano che hanno formato una grandissima scuola. Abbiamo formato insieme a loro una grandissima scuola. Grazie. Grazie. Assolutamente. Tanti le donne di Toretto. Tanti auguri a te, tanti auguri a Siciliano, tanti auguri a te. Grazie donne, grazie. È pesante. Prego, accomodatevi. Grazie. Era importante questo Io anch'io sono ambasciatore del sorriso. Abbiamo fatto tardi. Allora, Morici, stai accanto a me nel ringraziare naturalmente Io Compro Siciliano, poi a parte Giorgiani, grazie. Vado a letto. È tutto lo staff. Grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno creduto nel progetto Io Compro Siciliano e che credono ancora e noi crediamo che possiamo portare, come diciamo sempre, la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Grazie Giorgiani, buonanotte, mi raccomando, ogni mese puntuale paghiamo tutti. Grazie, arrivederci, ciao. Mi diverto. Senti, allora, Morici, lei rimane qua ormai fino alla fine. Si mette accanto a Vespertino. No, ma recuperare. No. Perché poi c'è Marzia. Stiamoci in piedi tutti e due. Effettivo, c'è il comparto commerciale, c'è i tecnici, c'è il mobbo e poi naturalmente gli ospiti di questa sera che sono stati straordinari, tipo Eliana Chiavetta, Mario Incudine, Sara Priolo, Sergio Vespertino, da Vincenzo Canzone in tutto. Giovedì prossimo, se lo volete, Sicilia Air torna, sigla e titoli di coda.